Dopo un inverno avaro di neve che mi ha permesso di pedalare dei giri epici nelle prealpi venete e in Dolomiti, prendo la gravel per sciogliere un po' i muscoli lungo gli argini del Piave, del Sile e lungo le barene della Laguna Nord. Il percorso che ho scelto è molto frequentato dai biker locali ed infatti lungo la Piave Vecchia trovo quasi subito il primo gruppetto. La compagnia è breve però, perché lungo i Salsi ci dividiamo, mentre io proseguo da solo lungo il Sile verso le Porte del Cavallino. Una leggera brezza mi spinge in 1 ora e 45 alle Porte del Cavallino. Molto probabilmente al ritorno avrò il vento contro. Decido di rallentare l'andatura per risparmiare energia e godermi il panorama lagunare lungo la ciclabile del Pordelio. Il panorama dominante sono le barene, canali lagunari che come una ragnatela si inoltrano nella laguna, collegando le isole con la terraferma. Raggiungo la nuova pista ciclabile, lunga 7 km,
dovrebbe arrivare alla fine del progetto fino a Treporti. Cinque chilometri sono a sbalzo sulla laguna, però fino ad oggi soltanto 3 chilometri sono stati ultimati. Arrivato a Treporti, giro a destra e attraverso il ponte, in direzione Mesole Lio Piccolo, e mi ritrovo a percorrere una stretta lingua d'asfalto che taglia in due la laguna. Nelle giornate più limpide, in mezzo alla laguna, si possono scorgere i campanili delle isole, Torcello e Burano. Lio Piccolo è un borgo di 20 anime, una piazza e una piccola chiesa, nel bel mezzo della laguna. Una cosa che noto fin da subito inoltrandomi nelle barene è la mancanza di quel tipico profumo salmastro di queste zone umide, soggette alle maree, forse dovuto ai 3 mesi di assenza di pioggia.
Nei miei giri random faccio molta fatica a trovare dei compagni di viaggio, perché molto spesso mi ritrovo a pedalare all'alba e questo comunque non mi dispiace. Ma oggi forse sono fortunato, 3 ciclisti mi superano e provo a seguirli per capire se riesco a mantenere il loro passo, visto che davanti a me ho un bel po' di chilometri controvento da percorrere, almeno fino alle porte del Cavallino. Viaggiano leggeri, non hanno borse, non hanno nessun appendice come la mia gravel bike, però dietro a loro riesco a mantenere una velocità tra i 32 e i 35 km orari e riusciamo ad arrivare perlomeno a 2-3 km prima delle porte del Cavallino quando li abbandono al loro destino.